E ti ringraziamo. Ma non c'è bisogno. No.
insieme la 15ª edizione del premio letterario della Fondazione UC. Come sapete, in questa sala abbiamo una rappresentanza dei nostri ospiti, una rappresentanza dei familiari, dei volontari del VADA, poi vedremo anche i premiati nel corso del pomeriggio, alcuni dipendenti, quindi sono rappresentati un po', è rappresentata tutta la nostra comunità della residenza di Thiene, per la prima volta dopo tanto tempo in presenza. Come sapete, l'anno scorso è stata fatta l'edizione del premio letterario soltanto in videoconferenza. Finalmente quest'anno riusciamo a vederci, non potendo aprire le porte a tutti, siamo con una bella rappresentanza della nostra comunità. Prego. Ancora qualche minuto di attesa e poi cominciamo. Esatto. Adesso poi vedrete, voi siete privilegiati perché sullo schermo vedrete anche i partecipanti a questo tavolo. È già arrivato il nostro presidente, il dottor Andrea Cavagnis, presidente della Fondazione Opera Immacolata Concezione. Sta per arrivare, la vedo arrivare dalla finestra la professoressa Aslan, la presidente della giuria, e il dottor Fassina, membro sempre della giuria. Io mi presento, sono il direttore generale della Fondazione Opera Immacolata Concezione, ma in questa veste vi modererò questa giornata, ma soprattutto terrò i collegamenti con tutte le altre residenze. Come vi ho detto, siamo sostanzialmente in Veneto Visione, invece che Eurovisione, siamo in Veneto Visione, nel senso che ci vedono in tutto il Veneto e forse anche a Bozzolo, in provincia di Mantova, e a Gorizia. Ma questo perché, come sapete, a questa manifestazione partecipano tutte le residenze, ma anche tutti gli amici delle residenze, tutti gli amici della Fondazione che partecipano a questo concorso ormai da diversi anni, e quindi, non potendo essere sempre presenti tutti ormai da un paio d'anni per trovarci insieme per festeggiare questo premio, abbiamo organizzato questa formula dove siamo collegati ormai con questi strumenti che riescono sostanzialmente a sostituire la partecipazione, non ovviamente il contatto fisico, ma riescono a sostituire il fatto di essere comunque presenti in tanti, in luoghi diversi, e a vedere tutti la stessa manifestazione, che è questo premio letterario Civitas Vitae. Quindi adesso, appena arriveranno i nostri ospiti di oggi, cominceremo. Grazie intanto. Faccio anche il camera. Il tema di quest'anno, vi ricordate tutti, è la mia scuola, nonni e nipoti raccontano. Quindi i ricordi della scuola, di chi la sta vivendo oggi. Pensate a chi l'ha vissuta l'anno scorso, l'altro anno, i vostri nipoti in videoconferenza, quindi invece che nelle aule davanti a dei computer. È stata una scuola veramente molto diversa.
mentre invece quando si parla di scuola si parla di aule, si parla di bambini, si parla di ragazzi che si trovano, insegnanti che diventano per i ragazzi un punto di riferimento, ma quando si parla di essere collegati da casa, ognuno davanti al proprio computer e l'insegnante un'immagine virtuale dall'altra parte. Ecco, pensate che parecchi ragazzi hanno passato un paio d'anni in questa situazione, sicuramente è stato molto difficile, sono anni di scuola che, ecco, questi speriamo si ricordino nel tempo per essere stati gli unici in cui non c'è stata la condivisione, la vita insieme nelle scuole, nelle aule, vedendo questi ragazzi che alla mattina arrivano, vivono sì l'insegnamento, ma vivono anche quello che per loro è una vita insieme, una vita di conoscenze, di amicizie. Pensate quanta difficoltà c'è stato in questi 2 anni. Però ecco, speriamo, ci auguriamo tutti che siano 2 anni da ricordare in memoria e che ecco, questa cosa si possa non ripetere mai più, perché sicuramente è stato difficile per tutti vivere questi anni, ma pensate ai ragazzi che in alcuni casi hanno passato proprio degli anni esclusi dalla possibilità di fare nuove amicizie. Sono classi che non si sono nemmeno mai incontrate perché per 2 anni, ecco, hanno cambiato proprio la relazione che invece si vive normalmente nelle classi e nelle aule delle scuole. Quindi proprio quest'anno, parlando della mia scuola, tutti i racconti parlano invece della scuola come era tradizionale, come è ripresa quest'anno. Ecco, quindi questa condivisione, quando ci sono magari anche adesso i nonni che portano a scuola i bambini più piccoli, una volta si portavano a scuola a piedi, adesso forse si vengono portati a scuola in macchina, ma ecco, diciamo che questa vita della relazione è ripresa proprio. È arrivata la Presidente, facciamo un applauso alla Presidente della giuria che è arrivata. Grazie di essere venuta, e anche il dottor Fassina, la ringraziamo di essere venuto. Vi facciamo accomodare qui. No, prego. Prego, sì, Grazie. Qua. Grazie. Benvenuti. Allora, Grazie. adesso abbiamo la regia che ci dice quando possiamo partire ufficialmente. Noi intanto siamo partiti? Bene. Allora possiamo intanto salutare tutti voi che siete presenti qui oggi per questo premio Civitas Vitae, premio letterario, ma salutiamo ma collegati dalle nostre residenze. Tutte le residenze sono collegate, vi facciamo un grande saluto e facciamo un virtuale applauso a tutti, in modo che adesso tutti stanno applaudendo da tutte le residenze. Un saluto a tutte le residenze, vediamo che c'è moltissima gente collegata, e una manifestazione che oggi in presenza, attraverso questi moderni sistemi, raccoglie centinaia di persone, quindi una manifestazione che ha come si chiama oggi, un audience molto importante. Quindi possiamo dare il via a questa 15ª edizione del premio Civitas Vitae, un premio letterario che ormai da 15 anni è organizzato dalla Fondazione e che interessa tutti quelli che sono presenti o hanno amicizie e relazioni con la Fondazione, gli ospiti, i familiari, il personale e quanti conoscono la Fondazione l'hanno conosciuta per vari motivi. Ricordo che il primo tema del premio letterario è stato la poesia nella longevità nel lontano 2008 e da allora si sono susseguiti tantissimi argomenti. Mi piace citare in particolare nel 2015 il tema della A tavola con i nonni, quindi lì c'è stato un tripudio di ricette storiche che tutti hanno voluto raccontare, ma soprattutto sicuramente provare.
e nel 2018 la musica con i nonni. La musica sicuramente mette insieme tutte le generazioni, perché a tutti piace ascoltare la musica, condividerla, magari con stili diversi, ma sappiamo che ci sono molti brani, molti cantanti che ancora oggi sono ascoltati da tutte le generazioni, perché la musica proprio è intergenerazionale. Quindi io direi che quest'anno proprio torniamo in una formula che le chiamiamo in semipresenza, cioè siamo riusciti a non essere solo presenti virtualmente, ma a essere presenti in una residenza, e questo perché è importante condividere, stare insieme, proprio perché il segnale di questo premio è che tutti partecipano, sia che vivano all'interno delle residenze, sia che abbiano relazioni con la stessa. Questa formula che sperimentiamo quest'anno, cercheremo di utilizzarla anche nei prossimi anni per poter essere più presenti presso tutte le residenze. Io vi do subito la parola per un saluto alla Presidente della giuria, che è Antonia Aslan. La conoscerete sicuramente tutti, ma mi va di dire che è una grandissima scrittrice, ha vinto dei premi importanti, il premio Campiello, ho avuto l'onore di avere un libro che è diventato soggetto di un film, non capita a tanti, insomma, quindi sicuramente è un grande onore per noi averla come Presidente della giuria, e le passo subito la parola per un saluto, anche perché vi dico già subito che stasera alle 6 sarà nella sala del Consiglio Comunale di Thiene per presentare il suo ultimo libro che ha scritto, che si chiama Il libro di Mush, ma soprattutto che le valsa un altro premio, un ennesimo premio, il premio Cubisso come scrittrice veneta, ma questo poi ve lo lascio, lo lascio anche soprattutto a chi poi potrà avere la fortuna di partecipare, perché là sarà raccontato veramente tutto. Quindi lascio la parola per un semplice saluto alla Presidente della giuria e poi al dottor Fassina, membro della giuria, per poi passare la parola al Presidente, dottor Cavaglis, per i saluti proprio di presentazione di questo premio. Grazie per l'accoglienza, grazie per l'applauso iniziale e grazie anche alla città di Thiene, dove sono venuta varie volte, che conosco bene, ho anche tanti amici. Quindi è un piacere, è un onore anche poter parlare oggi, accennare oggi a questo ultimo raccolta di racconti. Ogni volta che noi mandiamo in giro e pensiamo a un nuovo titolo, ci domandiamo naturalmente se sarà un titolo che interesserà le persone che sono nelle case dell'OIC, le persone che li aiutano, i visitatori, parenti, perché tutti possono essere in qualche modo, se non possono essere, sono autorizzati a partecipare. E così in realtà ogni anno arriva una bella varietà di testi, che anche naturalmente facendo le solite scremature che una giuria deve fare, sono spesso interessanti perché vedono l'argomento da ovviamente diverse età, diversi punti di vista, ma anche diversi luoghi di origine, città, campagna, montagne, altopiano di Asiago, piuttosto che arrivano anche diversi testi da lontano, quindi abbiamo allargato arrivano anche da città o paesi del sud, dalla Sicilia, piuttosto che alcuni stranieri, quindi un mosaico di storie che diventa una specie di tappeto di racconti, una specie di tappeto orientale di racconti, con sfumature di colori, di pensieri, di idee diverse, ma in fondo tutti unificati dall'interesse all'argomento proposto. Quest'anno il titolo era La mia scuola, nonni e nipoti raccontano, e quindi abbiamo avuto racconti diversi, bei racconti di nonni,
che ci presentano il libretto, e anche questi libretti sono anche molto interessanti come testimonianza, perché quando persone che ormai hanno 93 anni, 94 o anche di più, di meno, ma insomma possono avere acciacchi vari anche parecchi anni prima, raccontano però la loro infanzia, in questo caso la loro scuola, come se fossero presenti, con quella memoria che si ha quando gli anni passano, assolutamente precisa, di eventi della nostra prima parte della nostra vita, dell'infanzia, dell'adolescenza, del primo giorno di scuola piuttosto che dell'ultimo, di quella maestra piuttosto che di quell'altra, di quella persona che ci è stata simpatica piuttosto di quella che invece non riuscivamo a sopportare. Ecco perché parlo di mosaico, ecco perché parlo di tappeto di storie. Queste storie si sorreggono una con l'altra, e io consiglio sempre anche ad amici che sono in qualche modo interessati, e sono più di uno, di leggerle tranquillamente dalla prima all'ultima. Dopo se uno si segna o si rilegge quelle che lo hanno interessato di più, però una parte del loro valore è proprio nella contiguità, nell'essere stampate insieme, nell'idea che ebbe a suo tempo Angelo Ferro quando mi telefonò la prima volta di raccogliere testi di diversi autori, persone che a volte non hanno mai scritto in vita loro, persone che hanno già scritto, ma in questo caso tutti si spogliano di altri così, di mestieri, del resto della vita, di cosa hanno fatto o non fatto, e ti raccontano, focalizzando la loro esperienza come in un flash, veloce, interessante e spesso proprio di prima mano. Sono testimonianze preziose, e la raccolta di tutti questi libretti, vi assicuro, permette una lettura molto piacevole e qualche volta anche, anzi siamo seri, più di una volta anche molto commovente o divertente. Ecco, questa volta, quest'anno, abbiamo racconti di nonni, racconti di nipoti. Allora, prima di svelare questa come si è svolto No, io ho finito. Racconti di nonni, racconti di nipoti, sui quali sarà molto piacevole soffermarsi. Grazie. Grazie. Allora adesso, prima di dare la parola all'altro membro della giuria, il dottor Fassina, do la parola al dottor Cavagni, il nostro presidente, che farà proprio il saluto iniziale, ecco, ma soprattutto poter inserire questo pensiero, questo progetto in quella che è la filosofia della Fondazione. Grazie. Come sei messo? Insomma, e forse se mi dai la base. Scusate, abbiamo un piccolo problemino tecnico. Bene, buonasera. Non so se si sente. Si sente bene? Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa cerimonia, a questo evento che assegna il premio letterario Civitas Vitae. Come è stato detto, questo premio ha ormai una lunga vita, perché sono 15 anni che viene assegnato, e sono 15 anni che rinnova la sua vivacità nei temi che vengono proposti e soprattutto nella risposta delle persone. È un premio che ci onora portare avanti, è una delle poche iniziative di questo tipo che ha superato senza nessuno sconsone il periodo del Covid, perché abbiamo continuato a portarla avanti anche se con modalità flessibili, diciamo, ma abbiamo ritenuto che fosse importante portarla avanti proprio per il significato che aveva nella nostra attività, nel nostro modo di fare le cose, che essenzialmente è quello del valore dell'intergenerazionalità, dei rapporti
tra i nonni e i nipoti, tra le persone longeve e i giovani. E non solo è continuato in questi anni, ma in questi anni si è alimentato e cresciuto. Pensate, quest'anno abbiamo avuto dei 130 elaborati ed è cresciuto non solo al nostro interno, ma è cresciuto anche al di fuori della nostra struttura, con circa 2/3 degli elaborati che sono di provenienza di persone esterne, quindi non di ospiti, non di familiari. Un numero importante, un numero che ha richiesto un lavoro molto certosino e molto attento da parte della giuria, che voglio ringraziare. Quest'anno l'argomento è quello della scuola. Come ha ricordato il nostro direttore generale, ci sono stati tantissimi argomenti interessanti, tantissimi temi interessanti che ogni anno la giuria ha proposto e sui quali abbiamo avuto un grande successo di rispondenti. Accanto a quello della musica che citavi tu, quello della cucina, io ricordo anche quelli dello sport, delle vacanze, dei giochi, quindi tutti temi che uniscono le generazioni, che uniscono le famiglie. Quest'anno il tema è quello della scuola, è particolarmente significativo perché la scuola è un elemento strategico in ogni società. La scuola è stata uno dei settori che ha subito le maggiori problematiche, vessazioni, difficoltà nel momento del Covid, ha trovato delle risposte da dare, tuttavia sicuramente ha sofferto di questo periodo. Ma la scuola è fondamentale, perché la scuola è conoscenza, la scuola è apprendimento di un metodo, di un approccio, la scuola è disciplina, la scuola è cultura, e quindi è un argomento che pervade tutte le nostre società e su cui è opportuno appunto spendere del tempo e delle riflessioni. Da ultimo voglio ringraziare la nostra giuria, che da 15 anni appunto ci segue con grande passione, competenza e anche con grande impiego del loro prezioso tempo. La Presidente, la dottoressa Aslan, qui presente Ambrogio Fassina e Luisa Scimemi, che con grande passione appunto ci hanno seguito. Grazie ai nostri educatori, che sono anche loro un elemento fondamentale nella costruzione e nel portare avanti questo progetto, perché sono un po' le scintille da cui poi partono tanti dei racconti che vengono proposti. E grazie a tutti voi, alla nostra organizzazione, e sono felice di essere qui con voi e vi auguro un buon evento, una buona cerimonia. Grazie e buona serata. Quindi si è parlato della giuria e adesso sentiamo proprio la voce di uno dei giurati storici, anche lui, che ci segue veramente da molti anni, il dottor Ambrogio Fassina. Grazie. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. È un piacere e un onore essere qui con voi. Soprattutto quello che mi colpisce è la continuità di questo rapporto che è iniziato ancora con Angelo che continua ancora oggi, sia con me che con i miei collaboratori della casa editrice. Io faccio il professore all'università e quindi, come ho scritto queste brevi righe di presentazione, la mia vita l'ho passata a insegnare, l'ho passata nella scuola, quindi il rapporto che ho avuto sempre è stato prima con i miei insegnanti e poi con i miei studenti. E come dicevo prima, venendo in macchina con Antonia, una delle poche cose che dovrebbero essere impresse a fuoco nella testa di chi insegna è che il suo datore di lavoro
sono gli studenti. Sono gli studenti di qualsiasi età e categoria. Questo problema si pone fortemente nella scuola perché, come diceva Andrea prima, le cose sono molto cambiate da quando noi andavamo a scuola. Se vi ricordate bene, avevamo il grembiule. Cosa vuol dire avere il grembiule? Vuol dire avere la divisa, vuol dire che siamo tutti uguali. Non avere il grembiule vuol dire essere vestiti in modo diverso e questa diversità sottolinea diverse estrazioni, diverse origini, diversi stati che in una comunità di bambini, di adolescenti, non è mai positiva. Allora, il fatto di insegnare vuol dire sapere. Un altro problema che è da ricordare con attenzione è che se vogliamo riprodurre questo grande privilegio che abbiamo come razza umana di non imparare per istinto, ma di comunicare il nostro sapere attraverso la scrittura, dobbiamo anche adoperare dei mezzi che siano importanti e utili. E il primo mezzo è quello di pensare di non riempire dei vasi vuoti, ma di comunicare un interesse a chi ci ascolta. Allora, in questi racconti abbiamo avuto modo di capire che, nonostante tutte le critiche che ci sono state verso la nostra scuola, ancora questo funziona. Cioè, negli scritti che abbiamo apprezzato da quello che voi avete mandato, si capisce che c'è un interesse, che c'è un ricordo positivo e che ci sono dei risultati che sono impressi in tutti noi. E questa è una cosa molto importante. Quindi la responsabilità che noi abbiamo verso i nostri nipoti quando ci chiedono qualcosa e noi compiamo questo atto di insegnare è una responsabilità grande che ci deve accompagnare e rendere orgogliosi. E quindi io mi auguro che sia possibile incontrarci di nuovo tutti in questo bellissimo posto o in uno degli altri bellissimi posti dell'OIC, perché sono tutti molto accoglienti, molto eleganti, molto, vedo, ben tenuti. Di questo bisogna dare atto agli operatori, perché è un piacere entrare qui e vedere che c'è una armonia che ci accoglie e che non è facile trovare in altri posti come questo. Quindi io mi auguro di incontrarvi ancora l'anno prossimo, magari con un altro argomento altrettanto interessante come quello di questi ultimi 15 anni. Grazie. Grazie, dottor Fassina. Si sente che appunto ha condiviso per diversi anni questo percorso e io passerei la parola a una testimonianza ora della dottoressa Simemi, che non è qui presente, l'altro membro della giuria, e che ha registrato un suo messaggio. Prego la regia di mandarlo. Grazie. È la presidente della Dante Alighieri, Società della Lingua Italiana. Beh, che gioia e che felicità, ma anche che commozione essere qui presenti con voi, insieme a voi virtualmente, ma va tutto bene, per questa occasione, 15ª edizione di questa raccolta, di queste testimonianze che fanno rivivere quello che è il passato e quello che è la storia di ciascuno di noi. Grazie all'OIC, grazie a tutti voi che lavorate qui dentro, che vivete qui dentro e che siete degni eredi di uno straordinario, proprio straordinario e mi pare anche eterno tipo di
coinvolgimento civile e sociale così necessario proprio oggi. stiamo attraversando dei tempi, inutile che li ripeta, ma credetemi, la lettura dei vostri racconti, la raccolta che è stata fatta all'OIC dal Presidente e dal dottor Masnata, che ci ha seguito con pazienza e con generosità straordinaria, degna proprio dello zio Angelo Ferro indimenticato. Credetemi, è stato un momento di speranza e anche di fede e di gioia per un futuro che viene trasmesso e viene testimoniato attraverso i racconti dei nonni, ovviamente, ma anche dei figli, dei nipoti che raccontano dei nonni, risalendo per la storia e riportando alla luce delle storie meravigliose, delle storie proprio indimenticabili e piene di ideali e di valori. È la nostra storia, è la storia di una civiltà, e questi racconti, come tutto del resto le raccolte, i racconti degli anni precedenti, rappresentano una specie di arazzo che dovremmo riuscire a comunicare e a far rivivere e a riportare quotidianamente in vita, giorno per giorno, con la nostra personale testimonianza, con le nostre personali storie. La nostra storia è fatta delle storie di tutti noi ed è fatta della storia di uomini di buona volontà. Noi ci rivedremo, spero, l'anno prossimo, e sono felice. Mi dispiace di non vedervi faccia per faccia e persona per persona. Ormai siamo diventati amici dopo 15 anni, e molti di voi, però ci sono anche molti nuovi, quindi si allarghi questa bella comunità di testimonianze, di scuola per la vita. E grazie infinite a voi. Leggete, vivete secondo quelli che sono gli esempi, buoni esempi del passato, in vista di quelli che saranno le belle realizzazioni del futuro, di pace, di buona volontà e di serenità. Grazie infinite a tutti voi. Alla professor Ximeni. E adesso abbiamo, come ogni anno, l'onore, l'orgoglio di avere la nostra Presidente di giuria che parla proprio del premio, ma ascoltatela veramente con grande attenzione da tutte le nostre residenze, perché veramente sa valorizzare, sa già nel suo discorso premiare quanti hanno partecipato a questo premio. Grazie. È un piacere, come già accennavo prima, un piacere veramente grande poter rivedere faccia a faccia le persone. E questo io spero che durerà, e dobbiamo anche proprio tenerci cara, perché vedere le persone direttamente significa anche cogliere sui loro visi la reazione a quello che tu dici, sentire il calore o l'affetto che emana da una persona, o anche qualche volta l'ostilità, ma è comunque una reazione che naturalmente per via computer si sente ben poco. Ma in questo caso, nel caso di quest'anno, come accennavo, mi è venuta un'immagine quando ho scritto la piccola introduzione al testo, che vorrei condividere con voi. E l'immagine è quella non come dicevo prima, non solo come dicevo prima del tappeto, del mosaico, ma del mazzo di fiori. Perché il mazzo di fiori è ancora più indicativo. Ognuno di questi racconti conserva la sua autonomia intellettuale, ti dà il suo clima,
il suo periodo della vita dell'autore a cui ci si riferisce, che quindi può essere molto diverso dall'uno all'altro, dalla persona che ne parla e anche naturalmente dal luogo in cui viveva. Questa idea del mazzo di fiori, un meraviglioso mazzo di fiori, ci dà forse un'immagine più precisa, perché ogni fiore ha il suo colore, ma non si mescola con l'altro. In un mosaico con tanti tasselli, con le tessere, tu ottieni un'immagine complessiva, ma quando tu vedi un mazzo di fiori, vedi subito se i fiori armonizzano di colori fra loro. E se è così, il grande mazzo di fiori ti dà una particolare, intensa gioia. Non è soltanto la gioia di averlo ricevuto, il pensiero che qualcuno è andato a sceglierli apposta per te, ma è proprio l'armonia. E questo tema dell'armonia, secondo me, è il più importante. Non solo, appunto, tessere di mosaico, non solo fili di colori diversi che si intrecciano in un tappeto e ti danno emozioni, ti danno immagini, ti danno raffigurazioni che possono essere umane, di esseri umani evidentemente, ma soprattutto di solito ti danno poi un intreccio di linee, di simboli, di anche realtà stilizzate, la donna appena accennata, il serpente e così via, come ognuno di noi può vedere in un tappeto. Il mazzo di fiori è invece una accolta di colori che si armonizzano lasciando integra l'individualità di ogni colore. Tu non confondi nel mazzo la rosa con l'anemone o la peonia con la fucsia. Le vedi, ma sono i colori che rappresentano questi fiori che sono stati scelti per armonizzarsi fra loro. Ecco, questo è il nostro lavoro, sceglierli e provare ad armonizzarli fra loro. Questo è il lavoro che la redazione poi compie dopo che noi abbiamo scelto e che ci dà dei libri molto leggibili, perché l'attività redazionale è proprio quella che mette un libro, un testo prima, un altro dopo, li giostra un po' insieme per dare un prodotto, un mazzo enorme di fiori, ognuno dei quali, amici miei, rappresenta se stesso, ma anche contribuisce all'armonia. E così siamo noi esseri umani, rappresentiamo e siamo noi stessi. Ma se siamo fioriti bene, se la nostra fioritura è stata, non dico sempre serena, ma autentica, positiva, intelligente, in modo da anno dopo anno approfondire anche le nostre capacità, il nostro personale fiorire, il nostro fiorire intellettuale, amoroso, umano. Allora noi realizziamo noi stessi, ma anche diamo un'immagine al resto del mondo. Questa immagine, questo colore, che ognuno di noi in fondo ha un colore preferito, una atmosfera colorata in un modo particolare, ma qualche volta non lo sappiamo, non ci rendiamo esattamente conto. Non tutti sono come mio fratello, uno dei miei fratelli, che purtroppo è morto tanti anni fa, il quale adorava il giallo. E quindi tutto quello che aveva, tutto quello che vestiva, le pareti della sua stanza, le lenzuola, tutto era giallo. L'effetto non era per me particolarmente piacevole, ma a lui piaceva. E alla fine lo chiamavamo Carletto il giallo. Carletto se n'è andato da tanti anni, ma la sua memoria rimane connessa al colore giallo e quindi alla positività che ti trasmette questo colore, a una gioia di vivere che non lo ha mai abbandonato. Allora, in questo libro noi abbiamo, come dicevo, testi naturalmente di diverso livello.
alcuni sono più elaborati, altri sono semplici schizzi. Non scegliamo in base a quanto sia elaborato o perfezionato come racconto, scegliamo in base al fatto che sia collegato, risponda al tema che abbiamo dato e quindi non stoni, non dia un senso di inappropriatezza e risponda al tema che abbiamo dato e anche dia l'impressione di una personalità che si esprime, autentica, non mentitrice, non fasulla, non che ti racconta una cosa tanto perché crede con questo di rendersi più piacevole alla giuria. Credo che abbiamo sviluppato proprio questo, cioè una capacità di distinguere, possiamo dirlo, vero dal falso, oppure anche il vero o il verosimile, perché quando uno parla, racconta, quando un uomo o una donna di 90 anni raccontano della loro scuola elementare, può benissimo sfuggirgli qualcosa o possono avere aggiunto qualcosa, perché amici miei, questi libri sono anche fondati sulla memoria e la memoria è una qualità che ognuno di noi ha, ma che, come ci hanno insegnato i grandi filosofi dell'antichità, la memoria cresce se la adoperiamo, se la sviluppiamo e se non la eserciti diminuisce. Non è una cosa innata che te la tiri dietro e basta, è una cosa che cresce con l'esercizio e che puoi proprio per tenerti non solo sveglio ma capace in tutte le tue possibilità mentali, rimane appunto con l'esercizio. E quale esercizio più bello che fare lo sforzo di ricordare la mia scuola di quando ero bambino o bambina, la mia maestra, la scuola che aveva la stufa, per cui i bambini portavano ciascuno un pezzetto di legno la mattina perché la scuola non era riscaldata, oppure i grembiuli, come citava Ambrogio Fassina, che adesso sono stati dismessi dappertutto, tranne nelle uniformi. Oddio, scusate il mio bastoncino. Se voi guardate, se voi avete frequentato, vi capita di conoscere un ragazzo delle grandi scuole, quelle marittime, oppure anche quella di Venezia dove sono stata e così via, trovate che hanno ancora un uniforme. L'uniforme significa, quella semplice uniforme dello studente significa in fondo che cosa? Che ogni ragazzo è uguale a un altro e non c'è quella sgradevole apparenza di ragazzi privilegiati che portano vestiti molto sofisticati con le marche e tutto quanto, coi marchi e tutto quanto, e ragazzi che non sono figli di genitori che non se lo possono permettere. Questa idea che sia più moderno toglierli non è del tutto sana. Porta anche a un esibizionismo personale abbastanza pericoloso. Ma questo è un altro discorso. Qua non ce ne sono. Qua ci sono bambini con i loro bravi grembiuli che vanno a scuola, che rispettano la maestra o il maestro, che addirittura stabiliscono poi con questi maestri un rapporto che dura per sempre. Perché sono scuole elementari, capite? E ognuno di noi ricorda 1, 2 maestri delle elementari. Poi il contorno può anche alterarlo. La memoria è proprio fatta così, perché è una capacità innata che abbiamo, ma che poi sviluppiamo, che esercitiamo e che anche poi qualche volta ci inganna. Ci fa ricordare un episodio in certi modi, con certe luci, con certe persone, magari non è proprio quello, però la tua memoria lo rende verosimile e tutto l'insieme è plausibile. E allora in questo senso, ecco, io vorrei non tanto fare descrizioni, ma dirvi un'altra cosa, e solo per dirvi un'altra cosa, non solo la memoria in questo caso funziona come la memoria adulta, anche vecchia, no? Che ricorda i fatti dell'infanzia, che sono quelli che ricordiamo di più poi fra l'altro, ma fa sì che tu descriva quello che vuoi descrivere con occhi di bambino. E questo per me è prezioso.
Con occhi di bambino vuol dire senza tutti quei velami che ci avevo messo dopo, quei cambiamenti che un po' alla volta succedono nella nostra mente. Gli occhi di bambino. Questo ho scritto, ecco, ho scritto nella introduzione, ma i protagonisti di queste nostre storie guardano tutto il mondo che li circonda e dunque la scuola con occhi di bambino, occhi colmi di stupore, di voglia di imparare e anche di capacità di imparare. I nonni, nel richiamare e descrivere le loro esperienze dei primi anni di scuola, aprono per il lettore il tesoro dei loro ricordi, ritornando a quegli indimenticabili momenti di vita, all'età in cui il sangue corre veloce come la mente. Perché quello che è un bambino in più è quello che il ricordo ti riporta con la vivacità di un ricordo fissato perennemente nella tua mente, è la velocità con cui un bambino si muove, la velocità con cui fa una cosa, poi un'altra ancora, e nello stesso tempo è apertissimo ad imparare. Diciamo che questo libro, nella sua veste tranquilla, di messa se vogliamo, è un esperimento di grande importanza e mi permetto di dire, guardando tutti i 15 libretti dei successivi appuntamenti e dei successivi titoli, è un'esperienza che ci dà veramente una panoramica straordinaria, non tanti libri di ricerche magistrali, di professori che si chinano dall'alto sulle persone, le intervistano con l'aria ma spesso professorale, quindi un'autorità che è eccessiva, ma vengono dal basso, vengono dalle esperienze reali, realistiche, a volte un po' naturalmente cambiate, come dicevo prima, della memoria, ma comunque verosimili, collegate col tempo in cui sono state vissute, di una bella fetta di popolazione, di gente semplice, di gente che faceva, che ha affrontato e percorso, e qui mi avvio alla fine, affrontato e percorso un periodo così carico di novità, di strane o anche piacevoli novità, che è quello intercorso nei 70 anni che ci dividono dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono 70 anni colmi di novità. Certo, il telefono esisteva già, ma non tutti l'avevano, pensiamo a quelli che erano i telefoni di una volta. Certo, i treni esistevano già, ma gli aerei erano ancora pochi e facevano pochissime rotte. Adesso e poi tutte le cose nuove, tutto il mondo di internet, tutto quello che anche noi anziani abbiamo imparato velocemente. Dunque, tante cose che noi dobbiamo continuare a governare, a tenerle come servitori utilissimi della nostra mente, della nostra realtà, di esseri umani che si servono di queste cose inventate, ma non ne devono diventare schiavi. Questi libri ci insegnano in qualche modo, in modo sottile, in modo piano, proprio questo. Grazie. Grazie veramente di questi spunti, ma soprattutto valorizzazione del pensiero di quanto è stato espresso in questi racconti. Veramente la ringraziamo perché sa cogliere sempre e sa donarci dei pensieri che noi custodiamo, riportiamo proprio di anno in anno. Questa idea che la memoria cresce con l'esercizio e quanto noi possiamo fare nelle nostre residenze proprio per continuare a riprendere la memoria di quanto è nell'esperienza dei nostri ospiti, quanto abbiamo la fortuna noi di vivere a contatto con tante persone che hanno tante memorie e quindi poterla continuare a esercitare con loro per tenerli
ancora, come facciamo sempre, protagonisti. Ma noi abbiamo una sorpresa proprio legata alla scuola per la nostra Presidente di Giulia. Abbiamo una sorpresa legata alla scuola, perché se adesso la regia mi inquadra, eccola qui, abbiamo la signora Bano Maria Anna, che era in classe alle scuole medie con la nostra Presidente della giuria. Eccola qua. Non è in diretta, però insomma, ecco, sappiamo, ecco, vede che sta facendo un saluto, però non siamo, perché non abbiamo i mezzi della RAI, quindi riusciamo solo, però abbiamo detto, guarda, riusciamo a metterla davanti alla telecamera, e quindi lei ha assistito e sta assistendo alla cerimonia della premiazione della nostra professoressa e l'ha riconosciuta, ha detto, questa è la mia compagna di classe delle scuole medie. Farei un grandissimo applauso da tutte le residenze, anche da qui, proprio perché la scuola, vedete, ha fatto riunire questa memoria. Grazie veramente, grazie. Abbiamo fatto anche questa sorpresa alla nostra Presidente. Grazie veramente, grazie. Era una sorpresa, come si chiama? Bano Maria Anna, che è già diventata una celebrità adesso. Okay. A Mossano, si trova nella residenza di Mossano sui Colli Iberici, tra l'altro non distantissimo da qui, ma insomma diciamo che lasciamo il compito agli educatori di Mossano di poter dare la possibilità a questa signora di corrispondere, ecco, magari via mail con la professoressa Aslan, proprio per poter riprendere questa memoria, questo contatto. Allora, Bano Maria Anna si chiama. Ai tempi delle scuole medie, veramente abbiamo fatto una grande sorpresa, insomma, dovete costruire le relazioni, aver recuperato un po' di presenza, siamo riusciti a costituire questa sorpresa, veramente una sorpresa per tutti noi, ma d'altra parte quando si sanno coltivare le relazioni questo succede. Adesso, prima di fare la proclamazione dei vincitori, abbiamo un messaggio, una testimonianza da parte degli educatori, fra l'altro fatta proprio dai ragazzi qui di Tiene, perché abbiamo detto, sono, come diceva il nostro Presidente, la scintilla che sa sviluppare e esercitare questa memoria presso tutti i presenti nelle nostre residenze. Quindi prego la regia di mandare questo filmato con questa bellissima testimonianza. Grazie. Buongiorno, sono Anna e lavoro come educatrice presso la residenza Guido Negri di Tiene. Ascolto, dialogo e relazione sono le parole chiave che fanno da fondamento al nostro agire quotidiano con i nostri ospiti. Grazie a queste tre parole semplici ma ricche di significato, attraverso le attività abbiamo la possibilità di potenziare e valorizzare le risorse di ogni nostro singolo ospite. Proprio qui si inserisce il premio letterario, che ci ha permesso di ritrovarci in piccoli gruppi di parola e condivisione. All'interno di questi gruppi ogni ospite si è reso protagonista, rievocando emozioni, ricordi e piccole storie di vita che ha condiviso poi con noi educatori e con il resto del gruppo. La condivisione di queste emozioni e ricordi è resa possibile grazie alla pubblicazione dei testi che sono stati raccolti e all'ascolto tramite la piattaforma podcast. È stato per noi importante anche coinvolgere i familiari in questa bella esperienza del premio letterario, per accorciare anche un po' quelle distanze che ultimamente si sono fatte un po' più sentire. Un'altra parola chiave del nostro lavoro è intergenerazionalità, attraverso la quale si vuole favorire e promuovere l'interculturalità e il passaggio del patrimonio storico, emozionale e di ricordi tra le generazioni passate e le generazioni future. Questa condivisione di ricordi e di emozioni e di storie di vita è possibile soprattutto con il contatto con le scuole e con il territorio che ci circonda. Nelle nostre strutture vengono proposte anche attività di tipo ludico-motorio, di stimolazione cognitiva. Queste attività sono pensate e progettate in collaborazione con gli altri professionisti come le fisioterapiste, la logopedista, gli psicologi, sempre in un'ottica di lavoro di equip ed insieme per mantenere sempre vive le risorse dei nostri ospiti e per il loro benessere.
Grazie, facciamo un applauso a tutti gli educatori di tutte le residenze perché condividono, la parola condivisione, proprio questa esperienza quotidiana per poterla poi, come abbiamo detto, esercitare, per stimolare sempre i nostri ospiti. Ma direi allora adesso alla regia di lanciare il filmato dove ci sono le immagini dei 30 vincitori che hanno avuto la stampa nel libretto più i 20 che hanno poi la pubblicazione nel libro digitale. Vediamo. Che sono citate in questa premiazione, veramente bravi a tutti e un riconoscimento a questi vincitori. Ma come abbiamo detto, a questi vincitori, fra questi ci sono anche il partecipante più anziano, abbiamo detto, e il partecipante più giovane, che casualmente sono qua proprio nella residenza di Thiele. Quindi vediamo adesso la testimonianza della autrice del racconto che è quella che ha più anni di tutti, ma siccome è una donna non diciamo quanti. Prego la regia di mandare questa clip. Buongiorno. Buongiorno. Lei è? La signora Anna Topparà. Quando è nata? Il 21 luglio del 26. Quest'anno ha partecipato al concorso letterario qui per la sede di Thiene. Come mai ha voluto partecipare? Perché mi piace ricordare gli anni della scuola e la maestra, che è il signorino Barbieri, che mi voleva tanto bene e voleva che continuasse i studi, invece mia mamma mi aveva mandato a lavorare. Ecco, quindi ho tutto. E le ha trasmesso la passione? La passione per leggere, tanto mi ero sempre letto e ho insegnato ai miei figli che dire sempre per lui. Ecco. Bene, allora facciamo un ringraziamento per questo premio. Sì, ringrazio tutti. E un saluto. Saluti, basta. Posso andare a vedere. La tecnologia ci permetterà di fare questo. Un altro applauso alla signora. E adesso vogliamo sentire anche la testimonianza dell'autrice più giovane, che se non si vede nella clip la chiamo qui al microfono. Vediamo se funziona. Buongiorno a tutti, io sono Giulia Del Santo, ho 28 anni e sono un'educatrice professionale che lavora nella sede di Thiene, nella residenza Guido Negri. Dopo aver proposto la partecipazione al concorso letterario ai nostri ospiti, ho deciso di provare anche io a parteciparvi come esterna. E questa iniziativa è stata un'occasione per me per tornare a scrivere, una cosa che mi è sempre piaciuta fare, ma che poi dopo gli anni del liceo e dell'università non ho più avuto modo di fare. Ed è stato quindi bello, interessante tornare a scrivere, quindi nella mia scrivania carta e penna alla mano e mettere nero su bianco dei pensieri e dei ricordi, dando anche un po' libero spazio alla mia mente, alla mia immaginazione e quindi alla creatività.
Poi sicuramente è stata, diciamo, un'esperienza intensa perché ho riportato alla mente dei ricordi legati alla mia nonna Natalina, che è un po' il soggetto del mio elaborato, quindi ringrazio tutta la giuria e la commissione per questo piccolo riconoscimento e ne approfitto per fare un grande saluto a tutti gli ospiti delle varie residenze che ci stanno guardando. Grazie. Non conoscevo questa iniziativa del premio letterario, mi è stata una piacevole sorpresa appunto ad aprile quando sono arrivata. I miei colleghi erano intente a creare insomma dei laboratori per appunto favorire la conversazione di gruppi di parola con i nostri ospiti per appunto poi realizzare questi racconti, e ho voluto anch'io insomma provare a parteciparvi, ed è stata insomma un'occasione per riportare sicuramente alla memoria la mia nonna Natalina e scusate, mi emoziono. Emozionata! E infatti proprio durante la stesura del racconto mi sono appunto emozionata, è stata un'esperienza intensa ed è stata anche un'occasione poi per rimettersi proprio a scrivere, quindi a mettere nero su bianco le parole, e anche un po' insomma frutto della mia immaginazione, della mia creatività. Insomma, era da tanti anni, dagli anni insomma dell'università, che non mi rimettevo di carta e penna, ed è stata insomma una piacevole insomma scoperta, insomma. Che ringrazio tutti quanti e la giuria per questo insomma riconoscimento. Grazie veramente. Grazie. Adesso io mi sento di dire che sembrava bene emozionata la nostra ospite più anziana che i giovani. Bene, vuol dire che fa bene stare insieme, ci sono molti stimoli. Grazie veramente. Allora, i premiati che cosa riceveranno? Allora, riceveranno un loro diploma, ognuno di loro riceverà un diploma, riceveranno poi un libro, una copia del libro e un segnalibro, perché ovviamente gli appassionati di lettura non possono che ricevere un bellissimo segnalibro che non ho qui presente da far vedere in regia, ma insomma dopo casomai se riusciamo a farlo vedere. Mentre invece per le persone esterne riceveranno un ebook e un buono per l'acquisto di libri da 15 euro. In più quest'anno abbiamo realizzato un altro progetto grazie agli educatori, perché sarà organizzato la lettura su dei podcast, cioè realizzate delle registrazioni, dove verranno letti i racconti, proprio perché non sia solo registrato che possa solo leggere, ma eccolo qua, prima vi facevo vedere com'era, me lo hanno incastrato, scusate, me lo faccio dare un aiuto. In modo che non ci sia solo il racconto scritto, ecco qua, bellissimo segnalibro, vedete con questo libretto appeso veramente carino, veramente grazioso, grazie, così abbiamo visto anche il premio, e questi racconti saranno letti e registrati in dei podcast che potranno essere fruibili su Facebook, nelle residenze, proprio per poter essere non solo letti ma anche ascoltati, e magari ascoltati e commentati, proprio per fare in modo che queste testimonianze, come diceva la nostra Presidente di giuria, possano permettere l'esercizio della memoria, perché per poterla sviluppare, per poter essere e poter condividere l'esperienza degli altri, in modo che oltre a leggere nel libretto sia possibile anche ascoltarle. Quindi veramente grazie ancora a tutti quelli che collaboreranno per realizzare questo sogno. Facciamo un applauso a tutti quelli che proprio collaborano a questa attività, perché il premio non sia solo una manifestazione, ma possa dare anche un aiuto e degli strumenti utili per poter continuare a condividere queste memorie. Ma adesso che cosa facciamo sempre al termine del premio letterario? Abbiamo lanciato ormai da qualche anno anche il premio fotografico, cioè ad ogni residenza lo stesso tema del premio letterario è anche la base per il concorso fotografico. Ogni residenza fa un concorso interno, scelgono la foto che ritengono rappresenti meglio questo progetto dell'anno. Quest'anno è
appunto la scuola, nonni e nipoti raccontano, e doveva essere realizzato una fotografia che trasmettesse, ovviamente ognuno ha scelto il tema, il luogo, i contenuti, il paesaggio e i soggetti, i protagonisti, e adesso potremo vedere queste foto finaliste, una per residenza, non mi ricordo quante sono 8 o 9 fotografie, non mi ricordo quante sono, e adesso le faremo vedere una in fila all'altra e alla fine ci sarà la fotografia premiata. Quest'anno abbiamo anche qualcosina in più, ma è una sorpresa finale, quest'anno è l'anno delle sorprese. Quindi prego la regia di mandare le 10 foto in sequenza. Ha vinto il premio perché la giuria ha ritenuto che questa foto, non so se la possiamo vedere ancora, evviva, questa foto stava proprio nel compito della condivisione della memoria con quello che era il percorso scolastico, il momento della scuola di tanti anni fa, con invece, eccola qua, questa è la foto. Facciamo un altro applauso a questa foto vincitrice di Oderzo, un applauso alla residenza di Oderzo, so che stanno festeggiando, sento il tappo delle bottiglie che stanno scappando, ma insomma sono sicuro che sono veramente contenti. Eccoli là che stanno applaudendo, si vede che sono molto felici, insomma, ecco, di aver vinto questo premio. È apparso anche l'educatore Giovanni, vedo che stanno applaudendo comunque bravi veramente.
Eccoci qua. Allora ringraziamo tutti noi di Oderzo, tutta la fondazione, la professoressa Arslan, il nostro presidente, il dottor Cavani. Lo stato che abbiamo visto prima, dove c'era la campagna di classi delle medie della nostra fondazione, la professoressa Arslan, il nostro presidente, il dottor Cavani. Lo stato che abbiamo visto prima, dove c'era la campagna di classi delle medie della nostra il bilancio sociale della fondazione, opera immacolata dell'Annunciazione, che potete trovare nel sito della fondazione, utilizziamo proprio per raccontare ciò che succede nelle residenze le foto realizzate anche proprio per i premi fotografici. Questa foto è stata scattata nella residenza di Santa Chiara in un momento particolare, all'aperto, una festa di compleanno, e vedete l'abbiamo messa in prima pagina del bilancio sociale, così come tutte le foto che avete visto segnalate saranno proprio utilizzate per essere come dire, valorizzare quello che è l'attività, la vita all'interno delle residenze. Adesso, proprio al termine di questa cerimonia, siamo tutti in attesa di sapere dalla nostra Presidente quale sarà, visto il grande successo del tema di quest'anno, che ricordo la mia scuola, no, i miei nipoti, il tema dell'anno prossimo, che è un tema molto interessante, veramente molto interessante, perché tocca sostanzialmente tutti. Quindi ecco, direi che gli lasciamo la parola proprio perché lo possa presentare, perché già da domani dovete essere pronti a immedesimarvi in quanto verrà oggi spiegato. Sì, amici cari, è un tema che non ha bisogno di nessuna spiegazione, perché credo che sia nella possibilità di memoria appunto di ciascuno di noi. Il tema è: oggi sposi, matrimoni di oggi, ieri e domani, con un punto esclamativo in fondo. Quindi i nostri scrittori sono liberi di parlare di matrimoni personali, matrimoni a cui hanno assistito, matrimoni divertenti, matrimoni in cui è successo qualche episodio appunto incredibile, come spesso poi succede, matrimoni in cui lo sposo è arrivato in ritardo o la sposa è arrivata in ritardo, oppure addirittura non si è presentata, chi lo sa. Vale anche quello. Vale anche quello. Tutto quello che vi viene in mente al riguardo del matrimonio, in cui al banchetto si sono presentate metà delle persone, e questo è realmente successo, spero come nessuno di voi, l'organizzatrice, cioè la sposa, ha chiesto indietro i soldi a quelli che aveva invitato e non sono arrivati. Questo è successo in Inghilterra veramente da poco, ve lo racconto ad uso di divertimento. Una signorina aveva invitato, dice lei, aveva spedito i suoi inviti, scusate, aveva spedito i suoi inviti 6 mesi prima dell'evento, per cui ha detto questi potevano benissimo scrivermi se intendevano o no partecipare. 20 persone non sono venute senza dirmelo, e io gli mando il conto del pasto che non hanno consumato e che io ho dovuto buttare via. Mi è parsa una novità abbastanza inquietante, ma comunque non credo che l'avremo nel libretto del prossimo anno. Qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro divertimento, il taglio delle cravatte dopo il matrimonio, il cesto con cui si andava a raccogliere i soldini per gli sposi, tante altre cose mi vengono in mente, tante altre verranno in mente anche a voi. E questo sarà un anno in cui ci divertiamo. Grazie. Allora, il nostro presidente, il dottor Cavagnis, che vuole fare un ultimo saluto, e poi chiudiamo e tutti i nostri membri qui del... perché è stato con pienezza e con grande competenza
competenza dai nostri relatori. Io vi saluto tutti, vi do appuntamento all'anno prossimo, anche se in realtà, come è stato evidenziato, questo è un premio che dura tutto l'anno, è un premio che non ha una scadenza predefinita, ma tutti i giorni c'è qualcuno che ci lavora per produrre questi elaborati, che poi noi alla fine leggiamo dopo l'anno. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, io ringrazio tutti voi, ringrazio i miei collaboratori della Cleopa e il tema mi pare che sia molto vivace, brillante, che come dice Antonia si presta a moltissimi punti di vista diversi e credo che la fantasia di tutti voi sarà la testimonianza migliore per il prossimo anno, che spero possiamo fare in grande presenza, vero? Assolutamente. Auguri. Grazie a tutti. Ecco, prima dell'ultimo saluto della nostra Presidente vi ricordo che appunto alle 18, lo ricordo a tutti perché poi riesce a partecipare, noi avevamo già deciso di partecipare all'incontro nel comune, a sala consigliare del comune di Thiene alle ore 18, dove la dottoressa Aslan presenta il suo ultimo libro, che è il libro di Mush, ma soprattutto io direi di fare un applauso, scusate che non ho girato, io direi di fare un applauso speciale alla professoressa Aslan perché lei racconta sempre, ha raccontato lotte fra popoli, conflitti fra popoli e anche in questo libro si parla di questo e in questo momento io credo che fare un applauso a lei che ha raccontato queste cose proprio per esorcizzarle, per raccontare la difficoltà della guerra, per fare un applauso a lei in questo momento sia un messaggio di pace che mandiamo a tutti. Vi facciamo veramente un grande applauso, grazie. Non ho altro da dire se non ringraziare tutti per gli applausi e anche promettere che lavoreremo bene anche l'anno prossimo. Grazie. Diciamo che per il premio fotografico l'anno prossimo dovremo avere difficoltà per il materiale. Grazie a tutti e ovviamente il nostro Presidente consegna alla nostra Presidente di giuria un mazzo di fiori. Grazie veramente, un applauso ancora. Grazie a tutti per la partecipazione. Quest'anno abbiamo sperimentato qui a Thiene, quindi grazie a tutto il personale di Thiene per questa organizzazione. Bravi ancora una volta e soprattutto arrivederci all'anno prossimo e cerchiamo di essere proattivi, come abbiamo detto, per stimolare la creatività per l'anno prossimo, dove si parlerà oggi sposi, matrimoni di ieri, oggi e domani. Arrivederci a tutti, arrivederci, grazie.